Per questa edizione è tutto, ora vi lascia Barzellette, a seguire Sicilia Cabaret Club. Buon proseguimento su Antenna Sicilia. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Alla difterite, i campioni della bimba morta all'ospedale dei bambini di Palermo. La regione corre ai ripari e istituisce una task force per le vaccinazioni. In città cresce la preoccupazione di un'eventuale epidemia e molte famiglie si recano nei centri vaccinali. A riposto è giallo per la morte di una donna trovata impiccata nella sua abitazione dopo l'intervento dei vigili del fuoco per un incendio. Saranno i risultati dell'autopsia a chiarire se si è trattato di un gesto estremo o di un omicidio. Intanto sentito il suo compagno. Morte sospetta di un'anziana a Niscemi. La magistratura indaga per istigazione al suicidio. Sullo sfondo una precedente indagine a carico del marito per maltrattamenti in famiglia. L'estate non molla oggi, allerta rossa a Palermo ed Enna per ondate di calore e rischio di incendi, previste temperature fino a 42 gradi. E poi il calcio, Palermo buona la prima e rosanero vincono la prima di campionato al Barbera contro la Juve Stabia, finisce 1-0 con gol di Johnsen. Il Catania stecca all'esordio, rossazzurri battuti in casa dall'Inter Under 23, servono correttivi soprattutto al centrocampo. Russo unica nota liete, intanto è ufficiale l'arrivo di Coda per l'attaccante, contratto di 1 anno con l'opzione per il secondo. Dunque, benvenuti, la nostra edizione del mattino arriva da Roma, dall'Istituto Superiore di Sanità. L'ultima conferma, Anna Rosa è morta di difterite. I campioni spediti da Palermo hanno dato esito positivo. Intanto a Palermo i medici cercano di interrompere la catena del contagio. Il servizio di Maglio Viola. L'ultima conferma è arrivata in serata dall'Istituto Superiore di Sanità. La piccola Anna Rosa è morta realmente di difterite. I campioni spediti a Roma dall'ospedale dei bambini di Palermo hanno dato esito positivo proprio alla tossina causata dal batterio della difterite. Ora i concreti sospetti dei medici hanno un riscontro oggettivo e scientificamente certo. Intanto continuano a migliorare le condizioni del cuginetto di Anna Rosa. Il bimbo di 4 anni è ancora ricoverato, le sue condizioni sono clinicamente stabili ma comunque in costante miglioramento. Qualche preoccupazione invece dai 10 familiari che risultano positivi ai tamponi. Stanno tutti bene, dunque le preoccupazioni non sono per loro perché vaccinati, ma hanno contratto il batterio e dunque, pur non ammalandosi grazie al vaccino, ne sono portatori sani. La priorità assoluta dei medici è interrompere la catena del contagio. Per questo i 10 familiari sono tutti in isolamento e vengono trattati con antibiotici specifici. La somministrazione la fa il personale sanitario personalmente, visto che c'è il sospetto che la profilassi, che era stata prescritta già a metà della scorsa settimana, possa non essere stata seguita. Infine continua la caccia al cosiddetto paziente zero, ovvero alla persona dalla quale Anna Rosa e la sua famiglia hanno contratto il batterio. Trovare questa fonte inconsapevole dell'infezione garantirebbe la chiusura del cordone sanitario e l'interruzione del contagio. E sul caso la Regione corre ai ripari e istituisce una task force d'urgenza. Adelaide Barbagallo. Una task force regionale per fermare il rischio di difterite e rilanciare i vaccini pediatrici. L'organismo è stato istituito con un decreto firmato dall'assessore alla salute Marcello Caruso. Il provvedimento arriva a pochi giorni dal dramma della bambina di 4 anni morta per sospetta difterite a Palermo. La task force avrà il compito di monitorare il cluster e varare un piano straordinario per bloccare il batterio. Non solo, gli esperti dovranno proporre strategie per far risalire le coperture vaccinali nella fascia 0-24 mesi e per i richiami dei 5-6 anni prima dell'ingresso a scuola.
Massima allerta anche per il morbillo, i cui contagi sono in aumento a livello nazionale. Un ruolo fondamentale è quello dei genitori, a cui l'assessorato alla salute chiede la massima collaborazione. Dobbiamo invertire la flessione dei vaccini registrata dopo il Covid, ha spiegato Caruso, e serve la collaborazione di medici, pediatri e soprattutto dei genitori, che saranno al centro di una campagna di comunicazione. Intanto l'ASP di Palermo rassicura: non ci sono nuovi casi, la situazione resta circoscritta alla bimba deceduta e al cuginetto ricoverato. A riposto è un giallo la morte di Noemi, femminicidio tragico, gesto estremo della ragazza di 34 anni trovata impiccata nella sua abitazione dopo l'intervento dei pompieri per un incendio. A chiarire le cause della sua morte sarà l'autopsia. Intanto è stato sentito il suo compagno. Eva Spampinato. Abbastanza brutto, una morte del genere non va così. Non si rassegnano all'idea che Noemi possa aver deciso di farla finita. La madre e i familiari della 34enne trovata ieri dentro la sua casa di riposto, qui in via Circunvallazione, impiccata mentre tutto attorno divampavano le fiamme, continuano a respingere l'idea di un suicidio. L'odore forte, acre dell'incendio del rogo si sente ancora nell'aria. Davanti la porta dell'abitazione di Noemi i sigilli dei carabinieri che questa mattina sono tornati qui sul luogo del delitto. Sull'asfalto posati per terra 5 lumini e un mazzo di fiori freschi e il cordoglio della comunità per la morte di una ragazza di 34 anni. Adesso sarà l'autopsia sul corpo di Noemi, che in questo momento si trova all'ospedale policlinico di Catania, a sciogliere i dubbi su quello che tuttora rimane un mistero: suicidio o omicidio o femminicidio. Un giallo fitto che si muove lungo il confine tra gesto disperato e delitto perfetto. Il rogo avrebbe cancellato ogni traccia di un possibile assassino. È un mistero questa cosa. Se non fosse successo l'incendio, se il cane non abbaiava, possibilmente chissà cosa sarebbe successo e le cose non sarebbero state magari così evidenti, presumo. Non escludono nessuna pista nemmeno i carabinieri della compagnia di Giarre e di Riposto, che ieri hanno sentito l'uomo con la quale Noemi si frequentava nell'ultimo periodo come persona informata sui fatti, senza inserirlo però nel registro degli indagati. Avrebbe raccontato che la donna aveva preannunciato il gesto. A quelle parole lui però non avrebbe dato peso. E parliamo di un'altra morte sospetta, in questo caso di un'anziana a Niscemi. La magistratura indaga per istigazione al suicidio. Sullo sfondo una precedente indagine a carico del marito per maltrattamenti in famiglia. Rita Cinardi. È ancora tutta da chiarire la morte di un'anziana di Niscemi deceduta dopo circa un mese di ricovero in ospedale. La procura di Gela ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, al momento a carico di ignoti, e ha avviato una serie di accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Gli investigatori stanno sentendo i familiari della donna, mentre sul corpo si sta procedendo all'ispezione esterna. Sarà proprio questo primo esame a stabilire se vi siano elementi sospetti che rendano necessario procedere anche con l'autopsia. Ma sulla vicenda c'è anche un altro fronte investigativo. Il marito della donna, un uomo di 85 anni, risultava già indagato per maltrattamenti in famiglia, un procedimento avviato prima della morte dell'anziana e nell'ambito del quale la procura aveva anche chiesto l'applicazione del divieto di avvicinamento alla moglie. La donna però è morta prima che la misura potesse essere convalidata. Adesso gli inquirenti vogliono ricostruire ogni passaggio della vicenda e comprendere cosa sia accaduto prima del ricovero e nelle settimane successive. Le dichiarazioni dei familiari e gli accertamenti sul corpo potranno fornire nuovi elementi all'inchiesta. Resta dunque da chiarire se e in che modo i diversi aspetti emersi possano essere collegati. A Messina slitta di 11 giorni uno degli accertamenti chiave dell'inchiesta sul crollo di Pistunina, nella zona sud di Messina. Il controllo dei telefonini cellulari sequestrati ai 3 indagati è stato rinviato al 4 settembre per sopraggiunti problemi organizzativi dei carabinieri. Saranno analizzati messaggi, fotografie e comunicazioni tra gli indagati, gli imprenditori Pasquale Dalì e Alessandro Panarello e l'ingegnere Pietro Leone, tutti accusati di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.
E cambiamo argomento, un incendio è stato appiccato nella cella del carcere minorile Malaspina a Palermo. 9 persone tra detenuti e personale penitenziario sono state soccorse dal personale del 118, 2 sono state trasportate al Policlinico. Sono intervenuti i vigili del fuoco a supporto degli agenti di polizia. La Protezione Civile regionale ha diffuso per tutta la giornata di oggi un avviso rosso per rischio di incendi nella provincia di Palermo ed Enna. A Palermo l'allerta riguarderà anche le ondate di calore previsti fino a 42 gradi. Il Comune di Palermo ha deciso il blocco totale della circolazione dei veicoli a trazione animale per l'intera giornata di domani. Nelle altre province l'allerta invece rimane arancione. Guardia medica chiusa per carenza di medici. Per tutta la giornata l'ambulatorio dell'Umberto I a Siracusa non ha aperto perché non c'era personale disponibile a coprire il turno. Una situazione che si può ripercuotere sul pronto soccorso dove ci sono pochi medici e tanti pazienti. Francesca Loi. Chiuso per carenza di medici. L'ASP non ha usato giri di parole per motivare l'interruzione provvisoria del servizio di continuità assistenziale. Chi nella penultima domenica di agosto è venuto qui, nella guardia medica dell'Umberto I di Siracusa, ha trovato questo avviso. E come ci dice qualcuno, non sarebbe la prima volta. Stessa situazione, infatti, anche in altri ambulatori della città. Da un lato c'è una carenza strutturale, dall'altro nelle giornate festive c'è un maggiore afflusso dell'utenza. Ora è chiaro che la mancanza di medici aggrava il problema, ma si potrebbe risolvere, secondo me, sfruttando meglio la casa di comunità. La guardia medica è un servizio utile che serve ad alleggerire la pressione sui pronto soccorso. Qui bisogna rivolgersi per i casi non gravi ed è qui che solitamente si trovano i medici neolaureati, giovani che decidono di fare esperienza così. Ma non tutti accettano. Bisogna incidere moltissimo sulle politiche che possono aumentare l'attrattività e mi riferisco alle politiche salariali, allo scudo penale, alla problematica del contrasto alle aggressioni ai camici bianchi e tutte quelle iniziative che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici da tempo sta portando avanti presso i tavoli ministeriali. La guardia medica quindi sembra non essere attrattiva, troppe responsabilità e stipendio basso. E questa è la conseguenza. Sconcertante misura di contenimento dei daini nel Ragusano, previsto da settembre l'abbattimento di 100 esemplari. Ondata di indignazione di animalisti ed esponenti politici. Veronica Barbarini. Sono circa 100 i daini che vivono tra i boschi e le radure di Ragusa, Monterosso Almo e Giarratana. Esemplari che negli anni si sono riprodotti aumentando la popolazione, tanto che la regione ha dato il via libera all'abbattimento. La decisione, che dovrebbe scattare il 1 settembre, ha provocato sconcerto tra le associazioni animaliste e non solo. Alla base del contenimento l'esigenza di limitare i danni alle coltivazioni e il rischio di incidenti stradali. Mancano i dati, contestano gli animalisti. Non ci sono dati, eppure si parte sparati con il fucile in mano, con 10 cacciatori selezionati, ma non sappiamo come, perché anche di questo non abbiamo alcun documento ufficiale. Questo è il motivo principale per cui si è creata veramente una enorme onda emotiva. La richiesta è quella di cercare alternative come la cattura, il trasferimento degli animali o la sterilizzazione. Per la regione però queste opzioni non sono praticabili per l'assenza di strutture autorizzate e di protocolli scientificamente validi. Intanto il comune di Ragusa ospiterà nei prossimi giorni un tavolo tecnico di confronto tra i rappresentanti regionali e le associazioni locali. Arriveremo al tavolo con una proposta chiara, semplice, che sia comunque innovativa sia per la nostra provincia che per l'intera isola. L'abbattimento dei daini resta comunque ad ora confermato. Adesso parliamo di spettacolo, musica, luce e fuoco per raccontare uno dei capolavori più celebri di Mozart. Al Teatro dell'Efebo di Agrigento il Requiem ha conquistato il pubblico in una suggestiva versione scenica tra danza, candele e grandi emozioni. Davide Sardo.
Il Requiem di Mozart diventa teatro, danza e fuoco. Al Teatro dell'Efebo di Agrigento il capolavoro del compositore austriaco prende vita in una versione scenica intensa e suggestiva. Centinaia di candele illuminano la scena, le fiamme accompagnano la musica e i movimenti degli interpreti, creando un'atmosfera unica. Per la prima volta in Sicilia il Requiem K626 viene proposto in versione scenica integrale, con il coro lirico siciliano, l'orchestra del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, il corpo di ballo e 4 solisti. Il fuoco richiama i momenti più drammatici dell'opera, mentre la luce diventa simbolo di speranza. A dirigere l'orchestra il maestro Francesco Costa. Rendere il Requiem di Mozart uno dei più grandi capolavori sinfonici di ispirazione sacra, trascendente, renderlo contemporaneo, renderlo attuale e quindi contaminarlo con la danza e farlo ovviamente scenico, perché è un teatro immersivo con il fuoco. Ecco, quindi come ogni nota non è una semplice nota concertistica, ma diventa una nota dell'arte nella sua massima totalità, nella sua massima espansione. Regia di Salvo Dolce e coreografie di Sara Lanza, una rilettura originale del capolavoro di Mozart trasformato in un'esperienza fatta di suoni, movimento e immagini. Dalla Puglia alla Sicilia, portando con sé le sue più grandi passioni, la musica e il vino. Albano si racconta al TG Sicilia nel servizio di Emanuela Corsi. Un artista amato dal pubblico, una voce straordinaria che ha fatto la storia della musica italiana, ma anche un uomo profondamente legato alla terra e alle sue tradizioni. Albano Carrisi è arrivato in Sicilia portando con sé le sue grandi passioni, la musica e il vino. Una è una passione che mi è nata da sola, ascoltando le belle melodie che mia madre cantava, e l'altra ascoltando mio padre mentre zappava la terra, e ho capito che questi due semi sono rimasti nel mio brain, nel mio cervello, e ho portato avanti ciò che ho imparato fin da piccolo. Hai mai pensato di comprare un vigneto magari qua in Sicilia? No, perché già non faccio in tempo a seguire i miei là in Puglia. Qua mi piace invece osservare quello che fanno gli altri miei colleghi, contadini o imprenditori. Felicità, e bicchiere di vino con un panino, la felicità. Quando ti rivedremo sul palco dell'Ariston? Guarda che nel mondo non c'è solo l'Ariston, c'è, bene che ci sia, ha dato tanta musica al mondo, ma se c'è va bene, se non c'è pazienza. Ricordatevi, come io lo ricordo a me stesso ogni giorno, che la musica è medicina e come tutte le medicine presa con la giusta dose fa bene al vivere. E adesso una pausa, tra poco la nostra pagina sportiva, non mancate. Al TG Sicilia, adesso il calcio, Palermo Juve Stabia, buona la prima per i rosanero, finisce 1-0 con gol di Johnson al 4° minuto. Prestazione non esaltante dei rosanero, ma Inzaghi è comunque soddisfatto. Marco Gullà. Pratico e vincente. Il Palermo vince la prima di campionato. Al Barbera contro la Juve Stabia finisce 1-0 con gol di Johnsen segnato al 4° minuto. I rosanero hanno anche sofferto e rischiato di subire il pareggio nella ripresa, ma alla fine una difesa solida e anche un po' di fortuna, come in occasione del palo colpito dalla Juve Stabia, hanno mantenuto la porta inviolata. Una vittoria che permette ai rosanero di incamerare i primi 3 punti del torneo e mandare un messaggio chiaro al campionato. Gara che si sblocca
blocca subito, poi Giampaolo apre un corridoio per Jonsen che danza con il pallone e poi lo spedisce all'angolino. 1-0. Sembra il preludio ad una scorpacciata di gol, ma non è così. La Juve Stabia prende le misure ai siciliani e inizia a fare possesso palla, ma è sempre il Palermo nel primo tempo a creare occasioni come la traversa di Ranocchia. Poi Jonsen da ottima posizione non riesce a fare doppietta. Il Palermo avverte stanchezza, i campani crescono e fanno capire quanto è dura la Serie B, così dopo i cambi di Inzaghi la Juve Stabia va ad un passo dal pareggio con Patanè, grande inserimento e stecca di sinistro che colpisce il legno interno e finisce fuori. Rosanero che giocano con il cronometro, l'ultima occasione sui piedi di Leduaron, palla alta, finisce 1-0, prova non esaltante da parte del Palermo che soprattutto nella ripresa è apparso opaco e con poche idee, ma per i siciliani era fondamentale iniziare con la marcia ingranata. Inizia anche una settimana importante di mercato, sono giorni caldi per l'arrivo del portiere Perin dalla Juventus. Siamo contenti, insomma 2 partite in casa le abbiamo vinte, non abbiamo subito gol. Chiaro che è stata una partita complicata, avevo detto ieri che sarebbe stata sicuramente più difficile che con Lecce, si è rilevata tale, però insomma siamo contenti, abbiamo visto i risultati anche oggi. Il campionato di Serie B è complicato, è difficilissimo e oggi partire con i 3 punti deve essere un motivo per spingere sempre di più. Il Catania stecca la prima, rossazzurri superati al Massimino dall'Inter Under 23, primo tempo lezioso, secondo impressione ma senza grandi risultati. Occorrono innesti a centrocampo, intanto è ufficiale coda. Marco Carli. Difficoltà nuove che andranno analizzate. Le parole sono di Longo a fine partita. Una partita che ha messo in luce i problemi sul campo dopo quelli evidenziati nuovamente dal vertice del club durante l'estate. Primo tempo deludente, dopo un avvio in cui i rossazzurri hanno provato a mettere in pratica il volere dell'allenatore, fare la partita, ma senza ritmo, cattiveria e cinismo. L'Inter ha calato l'1-2 che ha indirizzato la gara. Il gol di Maia ha evidenziato errori in difesa simili a quelli di Parma per una retroguardia apparsa ancora in affanno sia nei centrali che negli esterni per nulla propositivi. Il rigore di Mosconi è stata un'ulteriore mazzata all'intervallo sotto di 2 gol. A quel punto ho aspettato fra primo e secondo tempo di riguardare in faccia i miei ragazzi, scelte per rimescolare un po' le carte, mettere un attaccante in più dentro facendolo partire dalla mezzala come Bruzzaniti. Nella ripresa si cambia, c'è anche la reazione almeno per una mezz'oretta eppure la convinzione che serva di più. Se a centrocampo schieri Jimenez, bacchettato a fine gara dall'allenatore, beccato dal pubblico e nella ripresa anche Bruzzaniti, vuol dire che manca più di qualcosa e non è un mistero. Varrà e Longo si sono confrontati a lungo a fine partita. Di nomi ne sono circolati: Torrasi, Caligari, Krisetic. Con la squadra che avevo a disposizione questa sera potevo fare meglio, io mi devo preoccupare di questo, poi la società si preoccuperà entro il 2 di settembre di mettermi a disposizione altro. Qualora lo facesse saremo tutti contenti, qualora non lo facesse vuol dire che il lavoro che bisogna fare dovrà essere ancora più importante. Insieme al nuovo acquisto Coda in tribuna, confermato per lui 1 anno di contratto con l'opzione per il successivo, l'unica nota lieta è la prestazione di Russo, un catanese che segna a Catania e fa vedere coraggio e intraprendenza. E per questa edizione è tutto, TG Sicilia torna alle 13:30, adesso la rassegna stampa curata oggi per noi da Marco Carli. Grazie e buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.